sei diventata nera, nera, No, veramente nera, no, sei guarda. diventata nera. No. Come il Sono carbone. bianco latte, Sei guarda. diventata nera. Ma che stai facendo? Sto ballando. No, me lo fai il balletto per Di favore? nuovo? Dai, ti prego. Ah, sei diventata nera, 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 sei No, diventata nera. Come il carbone. Ma non mi sembra, me la stai No, cantando a me. l'ho cantata, veramente dovevo dire sei diventato nero, nero, nero. Chiediti che sei diventato nero, perché uno può iniziare così, dai. Sì, perché la puntata senza è... neanche salutare. Vero, Ah, hai ragione, salutiamo i nostri spettatori i nostri spettatori. e chiedo salutiamo. scusa al comandante dei vigili urbani di Catania per quello che stiamo recando, lo so, i nostri. Ti è uscito proprio un palermitano, com'è che hai detto? Allora dico tutto in palermitano. Salutiamo, vai, dilla. Allora, perciò, Bello, piccione. salutiamo tutti i nostri spettatori. Tutti. Tutta la para senza levare il cenno Senti. e casomai ci domandiamo scusa al comandante di vigili urbani perché ci abbiamo creato problemi. Mi dispiace. Esatto, brava, cotonzigno, brava. Comunque, torniamo a noi. Torniamo a Salutiamo noi. il nostro pubblico che migliaia ci seguono in questa Lo trasmissione. puoi dire perché era il vigile urbano, prima che la Sì, gente rimane in perché- pizzo, no, diceva i vigili perché? urbani che abbiamo bloccato il traffico Ma di via vabbè, Odorico non da è vero, Pordenone. ragazzi. Non venite, non chiedete, non Sì, no, è scrivete, vero, non è c'è vero, pubblico è qui vero, nella è nostra vero, è vero, è trasmissione. vero. E poi Vabbè. saluto te perché tu camera ti aspetti che io ti saluto, ma anche tu lo so. E perché no? Anche te aspetti il mio saluto. E poi la camera dell'artrosi cervicale. Scusami, Anica! è un E chi ostentare. ci toglie dagli aiutarmi? Lui, Lo zio Gianni. lui, con questo taglio di capelli un po' Beh, questo è frangettato, carino, sì, un po' carino. frangettato. Bene. Allora. Diventato nero, nero, nero. Sai perché? Che la puntata si chiama Che Nero. Che è nero, e quindi Faremo c'è nero tutti di i ingredienti seppia. col nero di seppia. Ah, Questo sai cos'è? il cavolo nero. Cavolo nero. Proprio Che l'abbiamo, arrabbiatissimo. c'ha lo stelo lungo, noi l'abbiamo sfilettato la parte fogliosa così e via, capito? Scusami, ma è verde, non è nero. Il cavolo Si verde. chiama così, però cavolo nero. Cavolo, Prendiamo il perché, cavolo perché nero. è arrabbiato? No, che si chiama nero, non lo so. Perché sei incavolato Perché nero? può darsi. Vabbè, Mi allora. pare giusto. Cosa? Incavolato nero. Certo, cavolo nero! Incavolato. Nero, nero, nero. Basta. Non ti piace? Senti, posso chiederti una cosa, ma il fatto che tu saluti tutte le telecamere è una certa ostentazione? In che senso Cioè tu ostentazione? ostenti la nostra regia, Ma certo. l'importanza della trasmissione, Ma certo. il fatto che abbiamo Un tutte poco- queste telecamere, no? Un po' con l'uno di tutto io Un devo po' fare. sì, secondo me, un po' sì. Perché, vabbè, questo da noi a Palermo, sai come si dice? Minchia, lo devo fare brodo. Da noi si dice in un altro modo, ma non lo possiamo dire. Perché è No, un po' non si più può volgare dire. quella Sì, è quello nostra. che dite voi è spacchiamento. Esatto. Non si può dire. L'hai detto tu, vabbè. Vabbè, io non lo so, sono Allora, di Palermo. Quindi, cavolo nero, E ragazzi. io rispetto a te sono del nord, Tu sei del nord, quindi io sono più terrona ancora? certo, io sono del nord. Allora, cavolo Guarda, nero, e l'ho fatto a Princess Rhine. bello tutto sprinzellato. Così, prendiamo ora una pentola e ti faccio vedere cosa facciamo col cavolo nero. Tu non ne hai Non ho idea, è vero. Non è un minestrone, ma è un primo. È un primo. E io ti faccio vedere come. Del cavolo nero, Sì. fatto così. Sì. Come vedi ci sono dei fagioli, c'è del brodo di verdure. Prendiamo la pentolame, lo mettiamo qui, Mettiamo su. accendiamo. Mi metta un po' di olio, signora, Ci per sono, favore. ragazzi, certo. Il nostro prezioso Il gambino, gambuccio. il gambuccio. Gambino, signor Gambino. Un signor Gambino. Ci metto un signor Gambino. Menticelo un altro po', menticelo un altro po'. Ah, ancora? Sì, un signor Gambino. Ho messo. Io morire. Allora, il gambuccio. Ormai lo devi chiamare signor Gambino. Il gambino è il nostro cavallo di battaglia, ragazzi. Cioè, Ecco qua, andate dal salumiere e e gli dite, dite, mi mi dà dai un il po' gambuccio di per signor favore. Gambino? Esatto. Immagini? Che sembra scherzo, ma ha un suo perché, sai? Come no? Chi, il signor Gambino? Esatto. Non so perché.
Prendiamo questo cambuccio E andiamo li a mettere mettiamo lì, qua. ragazzi. Sentite come lo sfrigola. Sentite la razione di Maillard che sale, che si fa sentire, i pori che si chiudono, i liquidi che Noi abbiamo il fuoriescono. nostro regista che ne sa di queste cose, È vero, Deutschman? Quindi, che stiamo mettendo? Abbiamo messo un SCC. Ah, ma l'hai fatto tritato? Sì, Bella questa. E perché tritato? perché mi esce più sapore, mi dà più. Non è vero, ragazzi. Ora che abbiamo abbiamo questo. frittato, Sì, andiamo a mettere dentro questo. il cavolo verde scuro. Cavolo nero. Cavolo nero. Perché com'è il balletto? Sei diventato nero, 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 sei diventato nero. Basta, dai. Sono cose belle, dai. Allora, senti, ma mi vuoi dare un indizio su che Io cosa mi stai immagino- cucinando quantomeno? Mi immagino la signora Maria mentre cucina. E Nero, nero, Perché nero. certo, fatelo, provate, se fate questa ricetta. È bello, capito? E questo è il cavolo nero. Come si chiama la puntata di oggi? Che è nero. Che è nero? Vale. E quindi Sei diventato nero, 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 sei diventato nero. Come che si leva la vita, ragazzi, giuro, perché è un incrocio di gambe che fa. Cioè, capito? Vabbè. Senti, poi mettiamo del sale. Allora, io voglio capire, tu Però che cosa non stai molto. cucinando? Che cos'è? Una zuppa? Che cos'è? È un primo, ora Un ti primo. faccio vedere poi. Dov'è Non la molto pasta? sale perché ho fatto un brodo vegetale con gli stessi gambi del cavolo nero. Sì. E vado ad aggiungere questo meraviglioso brodo vegetale. in Bello, the ragazzi, bellissimo. Tutto così, ma non finisce qua, No, perché aggiungo una buona quantità di fagioli che neri. come sono cucinati? Ah, perché voi sono Già neri. bolliti, sì. Anche questi neri. Sì, Che poi sono bordeaux, ragazzi. esatto, però si chiamano neri. E la stiamo Cioè, facendo cuocere. Facciamo verde La scuro stiamo e bordeaux. facendo cuocere. Prendiamo un poco di passata. Questa è passata, Sì. nel senso che... Sì. Il passato di verdura com'è? Che ne Com'è il so? passato di verdura? Com'è? Io verdurai. Vabbè, ragazzi, basta. Guarda che bella consistenza. Bella. E voilà. Ecco, E qui allora... andiamo a coprire. Perché adesso Perché dobbiamo adesso- fargli dare quella anche un'oretta di cottura a fuoco basso. E quindi cavolo nero, fagioli nero, via. Sei diventato nero, nero, nero. Sei diventato... Tu non lo sapevi oggi questa non mia siamo dote. vivi, ragazzi. Questa mia dote di C'è ballerino il tu non la passo, sapevi. capito? Il passo e le mani come sono? Eh? Le mani come sono? Devi andare contro il piede. Sei diventato nero, nero, contro. nero. Vabbè, allora, Va quindi bene, questi questo vanno a puliamo cuocere qua. per quanto tempo? Te l'ho detto, un'oretta a fuoco basso, facciamoli cuocere perché deve diventare Nero. nero, nero, nero. Basta. Così, perché Basta. deve accogliere, sai cosa dovrà accogliere? La pasta. La polenta. Mamma mia, la polenta. La Quindi è un polenta, che primo abbiamo non è la un farina di primo. mais lì. Non si sa mai se l'abbiamo preso. Ti ricordi, dai, vieni qua. Non si sa mai se la puntata del mais. Qui abbiamo delle Ti scorze ricordi? di parmigiano Sì. che andiamo a fare questo lavoretto così. Bene, Così. così. Però queste le mettiamo dopo. Dopo. Ce le prepariamo. Queste si mettono a fine cottura perché le andremo a incrociare come croccantezza. Sì. Ma se mettiamo ora non ci dà più quella morbidezza croccantezza, ma diventa che squaglia, Diventa capito? che squaglia. E non ci interessa più. E diventa come quella di Canale 5. Come la squaglia? Che c'è la squaglia! Ma che è? Ah, quella di Striscia la Notizia. Vabbè. Ecco, quindi abbiamo fatto questi pezzettini di buccia di parmigiano. Di parmigiano. Giusto? Sì. Mettiamo qui e ci andiamo a fare un'altra preparazione. Un'altra preparazione. Dobbiamo preparare un ripieno Sì. per fare le nostre seppie ripiene con il loro nero. Con il loro nero. Cioè Per le cui metti andiamo a nero preparare dentro? il nero di seppia, non sarà fuori,
sarà una salsa sulle seppie ripiene, Con la stessa... con il nero di seppia. Vabbè, ok, vedremo, vedremo. E allora, prendiamo tutto quello che ci serve per fare il nero di seppia, ed è questa pentola, Sì. e la mettiamo qua, così. Mi dai un aglio, Eccolo qua, a te. che mettiamo così e poi togliamo, che ce l'avevamo già. Quindi un Mi dai un profumo. olio, Eccolo. qua io prendo l'olio così e lo mettiamo, un bel giro d'olio, Bello, bello. così, così. Poi prendiamo i ritagli di seppia. E le Però, andiamo a soffriggere, che Per facciamo? questa versione mi consiglio Ci vogliono i guanti? di Perché mettermi devi i toccare guanti. il nero di seppia? Sempre. Mm? Poi sembra, dice, ma che hai fatto? Mm. Se Totino fa le puntate non si E non lava si le mette mani. neanche i guanti. Ma tutti, no, ma io i guanti non me li metto perché non so lavorare con i guanti. Tanto, lo dico a voi, state tranquilli, non mi metto i guanti perché non so lavorare con i guanti, ma anche perché le mani le ho sporche. Non per è cui vero, non ragazzi. vale la pena. Eccoci qua. Pronti? Quindi, Questo sta sfrigoliando e Sì. andiamo a mettere questi ritagli di seppia. Così. Così, eccoli. sì. E così. Tu ci pensi che queste seppie stamattina erano a mare? Veramente? Sì. Tu lo sai in cucina com'è la morte della seppia? Com'è? No, Fuori com'è? dall'acqua. Che spiritoso, ragazzi. Ma Allora, va guarda. bene, quindi andiamo un po' a soffriggere questi ritagli di seppia. Sì, sì, che poi abbiamo preso, sono i sai che tentacoli, cosa? giusto? Sì, brava, abbiamo preso i tentacoli, le alette. Ah, che bella seppia! Senti come sfrigolia? In this point that, Ecco, togliamo l'aglio sì. e lo poniamo qui, Sì, sì. questo mettiamo qua. E mentre facciamo questo vi diamo i consigli per i consigli. Torniamo come? tra poco. I consigli per i consigli con Vai. diventato nero, 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 sei diventato nero. Ecco qua, facciamo questo. Andiamo Allora. a prendere tutto quello che è il nero di seppia. Lo No, metti- prima scusami. Stavo sbagliando, un cucchiaino me lo dai? Un cucchiaino, sì. Yes. Eccolo qua. Un cucchiaino. Concentrato e di andiamo a pomodoro. mettere un po' di concentrato così. E va bene così. Eccolo. Grazie. Facciamolo stemperare. Così. Sta stemperando. Il nero di seppia con le uvette, con la sua sacca. Così si aggiunge, giusto? Sì. Con tutta la sacca? Certo. Mettiamo un po' di acqua e andiamo a fare questo Mamma bel mia, che nero di profumo. seppia. Senti che profumo. Sì. Allora, ora facciamo una Allora, cosa. adesso che facciamo? Prendi un cucchiaio Eccolo. e facciamo così, guarda. Dove le metti queste? Ti aiuto? No. Qua, guarda cosa è diventato. Ah, queste le Guarda metti cosa nel è nostro... nelle verdure, ecco. Allora, A questo punto, a questo punto, questa attenzione. è quasi pronta. Sì, Andiamo a mettere, mi dai un cucchiaio? certo. Guarda, andiamo a mettere La polenta una qui dose dentro qua. direttamente? 1, No. 2, 3 e 4. Così e mescoli? Così. Ed è pronto? Sì, sì, sì. E quindi è un mix, una polenta... Come si può polenta. dire? Un polenta, un po' verdurata. Ok. E diventa un minestrone con la polenta. Mi dai una frusta un attimo? Eccola. Grazie. Ok. E adesso copriamo, Copriamo? che deve continuare a cucinare adagiato. Quanto cucina secondo te la polenta Ma messa guarda, dentro? 20 minuti. 20 minuti ci Se vogliono? usate quella precotta subito, ma non è la stessa Ok, cosa. ma non usiamo Allora, ora quella facciamo l'altro piatto, che è questo. Questo è un composto che abbiamo fatto, pan-grattato, formaggio, possibilmente il ragusano grattugiato, Buono, prezzemolo, buonissimo. uvetta,
concentrato di pomodoro, Sì. capito? E un profumo d'aglio, sedano, carote E cipolla. Prendiamo la seppia, Sì. la prendiamo così, gli mettiamo questo dentro così e la lasciamo così. E la lasci così aperta? Aspetta. Poi la chiudi. Poi prendiamo Quindi tu l'hai così. tagliata praticamente. Sì, per prendere il nero. Mhm. Facciamo così. La facciamo così. Sempre a fine puntata c'è la ricetta del Tutto, contenuto, ricette, giusto? quantità e tutto quanto. Mi dai gli stuzzicadenti, mon amour? Certo, quanti ne vuoi? 2 Uno. ciascuno? 2. E voilà. 1, Ecco. 2. E 2. Poi Poi. prendiamo questo piatto, Sì. questo, mettiamo un filino d'olio, grazie, Metto nel qua. piatto, sì, basta, Basta. questo, mi metterebbe un po' di sale sopra per favore? Sale qui Sì. così. Allora, Così. un tocchetto e un tocchetto. E lo andiamo a mettere In forno, in forno. Ok. Quanto cucina questo? Questo cucina non più di un quarto d'ora. Non più di un quarto d'ora, Che bene. deve rimanere bello tenero. Ti voglio far vedere una cosa, mi dai un mestolo? Certo. Guarda Eccolo. che cosa abbiamo fatto. È una meraviglia, una I zuppa pezzetti, cremosa. I pezzetti di parmigiano. Qui, guarda cosa abbiamo fatto. Guarda. I pezzettini di parmigiano li vedi? Sì, li vedo. Bellissimi. E questa è pronta. Pronta. Ora facciamo una cosa. In forno abbiamo messo Le seppie. quelle seppie che, siccome in televisione il tempo com'è, passa e noi passa siamo già veloce, pronti. ce l'abbiamo già pronte, eh? Stiamo arrivando e troverete Stiamo tutto per tornando. impiattare. Pronti? Ora che è tutto bello non ci resta altro che impiattare. Impiattiamo, dai. Cosa ne pensi di un cappello di prete? Vado, secondo me è il piatto perfetto. Esatto. Guarda, a Qui c'è il te. cappello del prete. Poi cosa vuoi? E andiamo a un mestolo. Un mestolo. E qua. E andiamo a fare questa bella zuppa di cavolo Bella, nero bella ragazzi, bella. con la polenta, con i pezzettini Bella. di... La polenta si mangia, diciamo, lentamente, no? Non me l'aspettavo che lo dicessi, dai. L'avevo supposto, dico, ma non lo dice. Ma che cosa vi ho preparato, Come vi ho preparato? ragazzi? Che hai Cosa preparato? vi ho Che hai preparato? preparato? Andiamo avanti. E andiamo a questo punto, prendiamo in forno La la seppia. seppia ripiena, Dai. così. La prendiamo, guarda che bella. E vediamo. Se? Vediamo se? No, non la posso dire, dai. Io lo so che lo potresti dire. Dilla, dilla. Vediamo se piace. Esatto, lo sapevo, La seppia, capito? lo sapevo, lo sapevo. Un cucchiaio, me lo dai un cucchiaio? Togli quello stecchino. Mi dai un cucchiaio? No, ragazzi, siamo E andati. guarda qual è la cosa che mi è Cioè, è venuta in scioccante. mente. Quello me lo porto poi, eh. Sì. Con la pasta stasera è number one. È un peccato perché vedi tutto non ci va. Un contenitore ce Guarda. l'abbiamo. Non toccare il piatto, già raggiamo a bruciare io. Mamma mia, raga, ma anche Ho bello da voluto vedere fare questo, eh. Una seppia ripiena In nero. condita con il suo nero. Ma sei sicuro che è il suo? Così. Fai tu, fai tu. Cioè, Questo qui. Oh, il tagliere! hai visto com'è? È diventato nero, nero, nero. È diventato... Ai, ai, ai. Oggi così. Allora, E allora, cominciamo dalla zuppa, chiaramente. cominciamo dalla Io zuppa, metterei, ragazzi. se tu vuoi, Ma chi ve la prepara? un una poco di zuppetta parmigiano. Così? Chi ve la fa? Una zuppetta E addirittura... una slittatina di olio. Addirittura... Una slittatina di olio. A giro a giro. Perfetto. Cioè, ragazzi, Perfetto. chi ve li fa questi piatti? Chi? Avanti, ditemi. Ditecelo. Fatemi nome e cognome. E questa almeno che zuppa lo posso assaggiare. No. È un po' calda, eh? Attenzione.
Mamma mia, ragazzi. Il fagiolo devo trovare, dov'è? Qua. Guarda, c'è anche un pezzo di parmigiano. Hai visto? C'è il cavolo verde scuro. Il cavolo nero. Non è nero, è verde Si scuro. chiama cavolo nero. Lo possiamo chiamare verde bosco? No, il cavolo nero. Nero Verde sbiadito. salvia? Andiamo avanti? Possiamo andare avanti? Guarda, volevo assaggiare questo giusto per capire se è incavolato. Che c'è? Stavi ridendo, dai. Stavi ridendo. Non è nero, è verde scuro, verde bosco. Volevo così. Ecco, guarda dove ha messo la cosa col nero. Molto buono, ragazzi. Ah, proprio. Perché io devo rimanere sempre attiva. Non posso perdere tempo Sì. a posare le Aspetta che ti do cose. uno di questi. Cioè, è No. un lavoro di velocità il mio. Sì, t'hanno ammazzato. Tieni Sono pronta, e prendiamo questo. ragazzi. Prendi il ripieno, per favore, non mi prende solo le No, seppie. no, lo ripeto, lo prendo, però questa che cos'è Questa intanto? è seppia, parte di seppia. No. No. Ecco, col ripieno l'hai preso. Cioè, scioccante, è troppo grosso secondo te? No. Mm. Bella croccante, cotta al punto giusto, la senti, non è gommosa. Ma che ci hai messo di dentro? Com'è? Buonissimo. Almeno questo la posso assaggiare. E allora? Fatti guardare. È diventata nera, è diventata nera. Che ci hai messo di dentro? Il pane, Buono. il concentrato, Ci sta il l'aglio, benissimo. il sedano, carote e cipolla, e l'olio, e il prezzemolo, e l'impastato, e il formaggio. E i saluti. Ci sta molto bene. Ciao bravo. ragazzi, è diventata nera. Alla prossima. Buono, eh? Davvero. Polenta, cavolo nero e fagioli neri, 2 mazzi di cavolo nero, 400 g di fagioli borlotti, una costa di sedano, una carota, una cipolla, salvia quanto basta e 4 cucchiai di passata di pomodoro. Seppia, a becca a fico con il suo nero, 2 seppie medie pulite e il loro nero, o in mancanza quello in busta. Per il ripieno, 100 g di pangrattato, 2 pomodori pelati, 30 g di uvetta, zeste di limone, olio evo, sale e pepe quanto basta, mezzo spicchio d'aglio, per il nero, pezzetti di seppia presi dai tentacoli, uno spicchio d'aglio, 2 cucchiaini di concentrato, olio evo, sale quanto basta.